protesta oggi qui davanti il comune di Agrigento. Come mai? Cosa chiedete al comune? Allora, noi intanto chiediamo delle risposte. Sì. Noi vogliamo sapere il motivo per il quale questa mensa quest'anno non partirà. Ho letto per un discorso di fondi, però non è possibile perché i nostri bambini, andando in una scuola dell'obbligo, hanno il diritto di partecipare tutti alla mensa scolastica, a prescindere dal reddito, ma tutti devono partecipare in ugual misura. A quale mensa si riferisce in particolare? A una scuola o a tutte le mense? Io parlo a nome di tutte le scuole di Agrigento che a quanto pare sono tutte nello stesso problema. Esatto, nella stessa problematica. Non è possibile non poterlo soffrire perché io sono la mamma di 2 bambini, quindi siamo praticamente tutte nella stessa situazione, chi ha 2 o 3 figli. E chi ha monoreddito, chi anche, magari fa anche un lavoro normale, non ci si rientra nel budget. Nome e cognome suo gentilmente? Io sono Emanuela Celauro, le mie figlie vanno alla scuola Anna Frank. Sì, noi siamo qui intanto da questa mattina alle 10 e ancora nessuno ha ascoltato le nostre richieste. Questo penso che sia già molto deludente da parte del cittadino, non poter avere un confronto con le istituzioni. Noi chiedevamo una spiegazione e una soluzione e al momento non abbiamo nessun riscontro. Russo e Laura. Signora, anche lei vuole dire qualcosa? Sì, no, io la penso come tutte le altre mamme, perché è realmente vergognoso che siamo qui da stamattina e nessuno ci riceve per darci una spiegazione. Quindi siamo qui ad attendere qualcuno che non si fa vedere. Ma come mai questo disservizio secondo lei? Cosa lo giudica? Non lo so, siamo qui per questo, per capire per quale motivo. Vedremo se qualcuno ci riceverà, come si svolgeranno le cose. Ecco, negli altri anni invece com'è andata? È partito il servizio? Bene, tutto a posto, il servizio è partito, ma quest'anno è successo questo e vogliamo capire perché. Perché tra l'altro la mancanza è stata dal comune e il problema vogliono che dobbiamo risolverlo noi mamme e noi non ci stiamo. E in che modo dovreste risolverlo? Una mensa privata e pagandoci con un costo eccessivo, perché in base all'ISEE pagavamo chi 1,50, chi 3, non lo so. Quest'anno invece se il problema lo dobbiamo risolvere noi sono dalle 3,50 € alle 4 € e non ci sta bene, perché non tutti possiamo permetterci questa cifra. Rosalba Termina. Vincenzo Gorgone, io ho un bambino che frequenta la scuola materna e quest'anno abbiamo saputo che a quanto pare il comune non parteciperà al servizio di refezione, alla spesa per il servizio di refezione. Dico, si sta creando una stortura in base al quale chi ha la possibilità di permettersi di sostenere la spesa potrà fare frequentare il tempo pieno ai propri figli, mentre chi non se lo potrà permettere dovrà rinunciare. Questa è quantomeno il fatto che il comune non ci risponda è un segno di allontanamento nei confronti dei problemi dei cittadini. Il fatto che secondo me c'è una risposta, sapere per quale motivo. Ma forse sabato i comuni sono chiusi, gli uffici sono chiusi, quindi io non so. Io immagino ci sarà un assessore, un consigliere, qualcuno che comunque ha dei rapporti col sindaco e comunque può darci una risposta. Io immagino che chi fa politica conosca i problemi e cerchi di individuare delle risposte. Ecco, per ultimo Peppe Di Rosa, allora parliamo di questa iniziativa, sempre diciamo in maniera di opposizione alle tante cose che fa il comune. Oggi la protesta relativamente alla mensa scolastica, uno dei tanti punti che lei sempre mette all'ordine del giorno contro questa amministrazione attiva. Ma guarda, non è contro questa amministrazione attiva, questa amministrazione attiva meriterebbe che noi facessimo qua un sit-in fisso per tutti i 365 giorni, perché le problematiche sono tante. Questo è un problema serissimo, il signore che ha parlato prima di me ha esposto che ad oggi si creerebbe ad Agrigento una differenza tra le famiglie che possono permettersi la mensa scolastica e le famiglie che non possono permetterselo. Il comune di Agrigento, vorrei ricordare a tutti quello che sta spendendo per avvocati ed altro dovuti a errori loro. Non possono oggi venire ad accampare che non hanno soldi per assicurare un servizio alle scuole materne ed elementari, scuole dell'obbligo. Non può una famiglia monoreddito caricarsi 300 € per 2 bambini.
Assolutamente no, non possono dirmi che non sapevano di questa manifestazione perché abbiamo fatto la comunicazione, l'abbiamo fatta in tempo, abbiamo scritto nella richiesta che chiedevano ai genitori un incontro con il sindaco, ci sono 4 vigili urbani in servizio, 8 tra polizia e carabinieri, era una manifestazione ed è una manifestazione ufficiale con tanto di comunicazione preventiva. L'autista del sindaco fino a mezz'ora fa era qua con noi, di conseguenza vi lascio immaginare il resto. Non ritengo che sia corretto verso i genitori. Lasciamo perdere le associazioni, potremmo anche non partecipare anche a eventuale incontro, ma doveva rendere conto a chi oggi rappresenta questa amministrazione. I cittadini sono l'organo supremo della città. Non ascoltare le richieste dei genitori, non dare spiegazione perché non parte un servizio essenziale per le scuole e per le famiglie agrigentine ci sembra quantomeno inopportuno.